Terapia intensiva, dove per l'essere umano in gravi condizioni, anche a causa del Covid-19, il tempo non conta più. Non ci sono più mani da stringere, parenti e amici vengono tenuti fuori. Contano solo le macchine, le cure e le attenzioni del personale medico, i risultati, le nostre reazioni al monitor. Qui c'è un monitor dove l'attività cardiaca, la pressione e la respirazione vengono monitorate secondo per secondo e se ci sono delle variazioni significative c'è un allarme che avvisa i sanitari appunto perché intervengano subito. In una stanza di Palazzo Zaguri a Venezia, lungo il percorso della nuova mostra Human Virus Exhibition, è stata allestita una terapia intensiva che va dritta al problema. Molti familiari purtroppo hanno avuto i loro cari ricoverati e non sono potuti stargli vicino e quindi forse questo aiuta un po' a capire quello che è stato anche lo sforzo dei sanitari che si sono trovati a combattere contro, mettiamola così, un nemico sconosciuto. E abbiamo cercato di dare il massimo, vedete che la complessità era molta. Un ecografo, un ventilatore, un umidificatore, un defibrillatore, un monitor parametri, un dispositivo di ventilazione meccanica a pressione positiva continua. Tutto questo compone una terapia intensiva. C'è molto da imparare da questa mostra, con la testimonianza raccolta in quarantena da un malato grave di Covid-19 ascoltabile dall'audioguida e il video che mostra per la prima volta la vestizione del personale medico prima di entrare in terapia intensiva. Inviterei proprio i negazionisti, cosiddetti negazionisti, a fare una visita qui alla mostra per capire come stiamo affrontando questa emergenza. Troverete testimonianze davvero toccanti e vedremo anche nella ricostruzione di un laboratorio come i scienziati, i ricercatori fanno squadra per far fronte a questa emergenza.